Eccoci qua amici, siamo ritornati sul Civetta. Io sono sempre in compagnia di Bruno Piva, il presidente del consorzio Ski Civetta. Allora, alle nostre spalle abbiamo questa meravigliosa montagna e stiamo percorrendo una delle tantissime piste a disposizione del comprensorio, presidente. Sì, stiamo andando verso l'arrivo della cabinovia del Pian del Crep, su una pista facile. Pista per tutti, è la pista azzurra, soprattutto per le famiglie e per i bambini. Questa è la nostra pista che è dopo del campo scuola. Il grado di insegnamento dopo il campo scuola è questa pista qua, per cui possono venire tutti i bambini a percorrere questa pista. Presidente, ma ovviamente mantenere, manutentare queste piste costa, e il consorzio dove trova i soldi? Ma è difficile trovare i soldi, speriamo che la politica, specialmente la Regione Veneto, ci dia una mano per poter evolverci e proseguire negli investimenti necessari per avere un comprensorio all'altezza dei giorni nostri. Allora, eccoci qua Bruno, stiamo arrivando a dove si parte, insomma, per chi partecipa alle scuole di sci, giusto? Ecco, qui siamo al Pian del Crep, abbiamo le due scuole di Zoldo, la scuola Sci Civetta e la scuola Sifanni, che hanno... vedo già eccoli qua, ci sono i nostri maestri. Schierati maestri, allora scendiamo, grazie Bruno per il preziosissimo passaggio. Allora sentiamo e conosciamo i maestri di sci. Ciao, vi do del tu sei? Claudio Furlan, sono di Gorizia ma lavoro qua già da 5-6 anni. Ok, Claudio e poi? Enrico Boscolo. Enrico Boscolo, poi? Francesca Bonifacio e? Marco De Lorenzo Pozzi. Allora, benissimo, allora spiegatemi, allora voi fate parte di queste due scuole, scuola Sci Civetta, giusto? Esatto. E l'altra è? Pannischi. Pannischi, benissimo. Allora, siete solamente voi oppure ci sono altri maestri? Spiegatemi come funziona. No, siamo in due scuole, siamo in pieno regime, una cinquantina di maestri per quanto riguarda la scuola Sci Civetta e una ventina per quanto riguarda la scuola Fannischi. Siamo tutti quanti nell'età compresa, insomma, abbastanza giovani, tranne il sottoscritto, insomma, che non rappresenta proprio il momento più giovane del coso, però insomma abbiamo una fascia di età che varia. Ecco, i vostri alunni si chiamano così, ecco, Sì. chi sono? Diciamo che prevalentemente sono ragazzini, diciamo, che vanno dai 3-4 anni ai 12-15 anni, poi anche adulti. Gli adulti, diciamo, sono un po' in numero inferiore, però insomma. E chi apprende più facilmente? Ma noi facciamo del nostro meglio e alla fin fine cerchiamo di far divertire un po' tutti. È ovvio che i bambini sono quelli un po' più veloci ad apprendere. E di solito quanto dura una lezione di sci? Beh, dipende. Si possono fare poi immagino sia collettive poi che individuali. Solitamente si fa un'ora soltanto e poi logicamente in base al cliente e alle sue necessità si decide cosa fare. Com'è lavorare qui in queste zone? Io penso, è un po' come essere in vacanza, dai. Beh sì, però logicamente noi viviamo qui, per noi è normale, quindi però è bello. È bello. Sì. Quanti bambini avete adesso che stanno imparando? Adesso abbiamo gruppi di bambini, dai 3-4 bambini, comunque siamo durante la settimana, il periodo è un pochino tranquillo. Durante il weekend c'è un numero più numeroso, sia di bambini che di adulti che comunque vogliono imparare a sciare. Ecco, per sciare in sicurezza, i bambini che cosa devono utilizzare? Ma prima di tutto il casco che è obbligatorio fino ai 14 anni. E sarebbe meglio anche essere muniti di occhiali da sole, una mascherina, perché comunque in montagna la luce viene riflessa sulla neve e fa può anche male agli occhi. Dei guanti che comunque sono la sicurezza per le nostre mani, che abbiamo a che fare con degli sci, con delle lamine che tagliano. Dunque è una cosa importantissima avere un paio di guanti a disposizione. E poi scarponi e sci, perché sennò... Ecco, chi non li avesse immagino li può noleggiare. Sì, ci sono dei noleggi qui alla partenza della Gabinovia, comunque nella valle ci sono vari tipi di noleggi dove si possono noleggiare tutte le attrezzature.
Benissimo, grazie. Bruno Piva, venga qui il presidente del consorzio Ski Civetta. Beh, insomma, abbiamo passato davvero una splendida giornata, una splendida mattinata. So che lei è da fare, per cui ci deve lasciare. Vogliamo ricordare un appuntamento importante che ci sarà. Mi ricorda lei quando? Il 24 marzo l'Unione Europea ha riconosciuto a livello europeo la giornata internazionale del gelato artigianale. Vorrei ricordare che qui a Zoldo sono partiti all'inizio del secolo i primi gelatai che sono andati in tutta Europa a produrre i gelati. E con i loro sacrifici da immigranti poi sono riusciti a realizzare buona parte di questi impianti, perché con i loro proventi noi siamo riusciti a investirli qui e a creare il comprensorio del Civetta. Il comprensorio del Civetta, ricordiamo che è anche a Alleghe, e vorrei ricordare che in questo momento sono in mezzo alle 2 scuole di sci. Vorrei ricordare che ci sono anche altre 3 scuole di sci, una in Val Fiorentina e 2 a Alleghe, e stiamo cercando di fare sinergia al massimo con le nostre scuole, perché i maestri di sci sono il primo operatore turistico delle piste, e noi abbiamo delle scuole molto professionali e cerchiamo di far squadra con loro per poter accontentare il più possibile i nostri clienti e avviare il più possibile i bambini allo sport dello sci. Ecco, e i turisti visitatori che cosa troveranno in particolare in questa giornata dedicata al gelato? Nella giornata dedicata al gelato del 24 marzo sulle piste del Civetta ci saranno 4 punti dove verranno dati il gelato gratuito, poi ci sarà sulla Marmolada, poi ci saranno 2 punti a Cortina e anche ad Arabba, per fare sinergia con i nostri gelatai in tutta Europa, che ci possono fare da trade union per portare la clientela tedesca sulle nostre piste. Benissimo, quindi un motivo in più per venire a sciare sì. in queste zone. Grazie, grazie al presidente Bruno Piva, grazie ai maestri. Altra piccola pausa qui dal Civetta, continuate a seguirci. Grazie, ciao a tutti, arrivederci.